Giornale radio della Puglia. Covid, da oggi scattano le nuove regole per il Green Pass, obbligatorio quello base per entrare in uffici pubblici, poste e negozi. Archiviazione disposta dal GIP del Tribunale di Roma per il procedimento a carico dei due marò indagati per i due pescatori uccisi sulle coste indiane. Questa sera al via il Festival di Sanremo, si cercano volontari per andarci con Checco Zalone, lo scherzo sui social del parroco di Capurso, paese natale dell'attore. Calcio, il Foggia ha perso 3-1 sul campo della Juve Stabia, il primo posto nella classifica di Serie B invece fa sognare i tifosi del Lecce. Sono le 7:18 47 secondi, buongiorno e benvenuti alla prima edizione del giornale Radio Rai della Puglia, da Carlotta Balena in studio e da Pietro Carella in regia. Dalla nottata è in corso una maxi operazione antidroga da parte dei carabinieri di Foggia, coordinati dalla Procura di Foggia. Più di 100 militari supportati dai reparti specializzati stanno eseguendo in diversi territori della provincia misure cautelari personali nei confronti di alcuni soggetti coinvolti a vario titolo nel traffico di sostanze stupefacenti. E ora passiamo al Covid. Calano tamponi e contagi, ma è ancora alto il numero delle vittime, stabili il tasso di positività e i ricoveri. Da oggi in vigore le nuove norme sul Green Pass. Contagi in frenata e ricoveri in leggero calo, mentre oggi scatta la nuova stretta su Green Pass e obbligo vaccinale. Nell'ultimo bollettino Covid i casi positivi sono poco più di 2600, ma i morti sono 17, un numero tra i più elevati nei giorni recenti. In calo invece gli attualmente positivi, a quota 137.000. Negli ospedali diminuiscono sia le persone ricoverate in area non critica, 728, sia quelle in terapia intensiva, 59. Intanto oggi entrano in vigore le nuove regole del governo per contrastare la pandemia. Vaccino obbligatorio per gli over 50, con l'Agenzia delle Entrate pronta a inviare le cartelle esattoriali con la multa di 100 euro. Senza il certificato verde si può andare soltanto negli alimentari, al supermercato, in farmacia, a fare benzina e nei negozi dedicati agli animali. Garantito anche l'accesso agli ospedali, agli uffici di polizia e ai tribunali. Gianvito Lovecchio, TGR Puglia. La Procura di Bari ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte del 54enne Alessandro Cocco, deceduto per una trombosi il 15 giugno scorso nel Policlinico del capoluogo pugliese, alcuni giorni dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid. Secondo i consulenti tecnici c'erano alcune patologie pregresse che potrebbero aver indotto la trombosi. Aveva un'importante ramificazione in Puglia il gruppo di imprenditori e commercialisti che aveva messo in piedi una presunta truffa per un valore complessivo di 440 milioni di euro ai danni dello Stato per ottenere crediti d'imposta falsi per locazioni, sisma bonus e bonus facciate, scoperta e bloccata dalla Guardia di Finanza di Rimini, un sistema che ruotava intorno alla figura di Nicola Bonfrate, tarantino residente nel Riminese, tra gli 8 arrestati in carcere insieme ai commercialisti Andrea Leonetti di Barletta e Roberto Amoruso di Bisceglie, che si sarebbero occupati della creazione dei falsi crediti d'imposta. La cronaca: 11 persone arrestate, tra cui 2 residenti all'estero, in una operazione antidroga della Direzione Distrettuale Antimafia in provincia di Brindisi. Lo studio di un professionista tra i luoghi in cui la droga veniva stoccata, prima di essere spacciata sulle piazze di Brindisi, San Pietro Vernotico e nella provincia di Verona. Le basi operative, un bar e un circolo ricreativo, un traffico organizzato, questa è l'ipotesi degli inquirenti, con la regia di un capo fondatore della Sacra Corona Unita che avrebbe violato il regime di sorveglianza speciale incontrando regolarmente gli appartenenti al gruppo criminale in una carrozzeria di Mesagne. 11 gli arresti disposti dal GIP di Lecce nell'ambito dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Misure eseguite dai carabinieri di San Vito dei Normanni con l'aiuto del nucleo elicotteri Bari e dello squadrone cacciatori di Puglia. 30 in tutto gli indagati a vario titolo per associazione per delinquere pluriaggravata finalizzata al traffico di droga, detenzione illegale di armi, violazione della sorveglianza speciale e favoreggiamento. Reclutati nell'organizzazione commercianti, camionisti, professionisti vicini alla pubblica amministrazione, tutti incensurati o con precedenti lontani nel tempo. Annalisa La Selva, TGR Puglia. Salgono a 16 le presunte vittime del ginecologo barese Giovanni Miniello ai domiciliari da 2 mesi per violenza sessuale aggravata verso 2 pazienti che per prima hanno sporto denuncia. Contestati finora 29 episodi. La procura ha chiesto l'incidente probatorio.
Il GIP del Tribunale di Roma ha disposto l'archiviazione riguardo al procedimento a carico dei 2 fucilieri di Marina, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, indagati per la vicenda dei 2 pescatori uccisi da colpi di arma da fuoco a febbraio 2012 al largo delle coste indiane del Kerala. Da ottobre il Tribunale arbitrale dell'Aia aveva attribuito la giurisdizione del caso alla magistratura italiana, sottraendo i 2 militari al giudizio delle corti indiane. Il sistema delle imprese pugliesi alla prova della comunicazione, opportunità e rischi al centro di un incontro promosso dall'Università di Brindisi. In principio era il comunicato stampa, poi lo spot televisivo, ora c'è la media intelligence, personale specializzato che analizza tutto quello che viene pubblicato sui siti e sui giornali, elabora dati e infine interviene in modo mirato per difendere l'immagine del marchio, oppure la responsabilità sociale, interventi a sostegno della popolazione che rafforzano le relazioni dell'azienda con il territorio. Sono alcune delle nuove strategie della comunicazione d'impresa raccontate attraverso casi concreti nel convegno dell'Osservatorio Media Società Mercato dell'Università di Bari. Qual è la volontà e il fine ultimo? Quello di poter dare il nostro contributo nell'analizzare i traguardi e il sempre più rilevante peso raggiunto dalla nostra regione nel panorama economico internazionale. Il sistema produttivo pugliese, sconosciuto a quel campione di studenti definiti rassegnati dai ricercatori del centro studi, autori di un'indagine che dimostra quanto la comunicazione aziendale influisca sulla percezione dell'economia. Lo stereotipo della Puglia terra priva di possibilità favorisce l'accettazione del lavoro nero e influenza le scelte degli studenti. Chiude i lavori una sfida tra giovani talenti condotta online dal giornalista Michele Mirabella. Maria Grazia Lombardi, TGR Puglia. In parrocchia le selezioni per andare a Sanremo con Checco Zalone. Era uno scherzo, ma l'invito messo sui social dal parroco di Capurso, dove è nato l'attore Luca Medici, ha fatto il giro del paese e del web. Sinceramente ci avevo creduto, perché comunque essendo lui del territorio pensavo potesse essere vero. Un po' sì, perché poi quando la voce inizia a circolare, sì. Io mi sono candidata per prima, devo dire. Per gli abitanti di Capurso il sogno di salire sul palco del Festival di Sanremo con il loro celebre concittadino Checco Zalone è durato solo poche ore. Don Tonio, parroco del Santissimo Salvatore, aveva convocato i cittadini in parrocchia per partecipare a una selezione per accompagnare al Teatro Ariston il super ospite del festival, ma era solo uno scherzo. Uno scherzo da prete, è proprio il caso di dirlo. Prima l'appello sui social a presentarsi in parrocchia per il casting, centinaia di condivisioni e la notizia che fa il giro del web, poi la smentita, era solo una burla e i cittadini la prendono con ironia. Io gli ho mandato un messaggio oggi, hai scatenato l'inferno, quindi un prete che scatena l'inferno vuole dire. Nessuna selezione per Sanremo, scrive Don Tonio su Facebook, ma vi aspetto per un caffè, ma non c'è nemmeno quello. No, nessun caffè, ha fatto solo uno scherzo per farci ridere un po'. Di certo un'occasione per accendere i riflettori su Capurso e mandare un grande in bocca al lupo a Checco Zalone. Immagino che ne parlerà durante la serata di Sanremo, me lo auguro insomma, quindi buona fortuna a Luca per questa nuova esperienza insomma. Danilo Giannese, TGR Puglia. Mesagni è tra le 10 città finaliste per il titolo di Capitale della Cultura 2024. Il 3 e 4 marzo ci saranno le audizioni da parte della giuria presieduta da Silvia Calandrelli, che dovrà poi indicare al Ministro della Cultura la candidatura ritenuta più idonea, esclusa dalla griglia finale Conversano, che ha comunque ricevuto il plauso della Regione per la qualità del progetto presentato. E passiamo allo sport calcio. Nel posticipo della 24esima giornata del girone C del campionato di Serie C, il Foggia ha perso 3-1 sul campo della Juve Stabia. Il primo posto nella classifica di Serie B fa sognare invece i tifosi del Lecce. Il ritorno in Serie A non è più un miraggio. Mai così in alto in questo campionato, il Lecce, miglior attacco della cadetteria e seconda miglior difesa, si gode la vetta solitaria della classifica con 40 punti in 20 partite, un record per il club salentino, un primato strameritato per i giallorossi che inorgoglisce città e tifosi. Quest'anno vedo un bel Lecce io. Proprio bello, c'è proprio un gruppo, un affiatamento sia i giocatori titolari che le seconde linee. Grandi prestazioni, è un grande allenatore, soprattutto una grande dirigenza. Siamo contentissimi del lavoro che ha fatto la società, nella fattispecie il direttore Pantaleo Corbino. Squadra forte, presidente forte, c'è un'ottima visione di gioco, non abbiamo nulla da invidiare a nessuno. Un gruppo giovane in parte rinnovato a inizio stagione e ora rinforzato nel mercato di gennaio
con gli acquisti dei vari Faragò, Simic, Asensio e gli ultimi due, l'esterno d'attacco Ragusa e il secondo portiere Plizzari, innesti di qualità affidati a un tecnico d'esperienza come Marco Baroni, che ha dato un'identità e un gioco a una squadra che cresce di partita in partita. Abbiamo preso quei rinforzi in più che mancavano. Con i nuovi acquisti che abbiamo fatto sul mercato invernale si potrebbe fare di più. Questi nuovi acquisti possiamo puntare veramente a sognare la Serie A. E sabato la trasferta a Como, una sfida sulla carta abbordabile per il Lecce, a caccia del quarto successo consecutivo in questo 2022 per provare ad allungare in vetta. Da Lecce, Antonio Ignonti, TGR Puglia. E ora le previsioni del tempo con il nostro esperto di Rai Meteo Alex Guarini. Buon martedì a tutti da Alex Guarini di Rai Meteo. Ondata di maltempo in corso sulla Puglia con piogge e acquazzoni a carattere sparso, ma soprattutto venti forti di tramontana. Anche nelle prossime ore si registreranno raffiche fino a 70-80 km/h, soprattutto sull'Adriatico, cui il mare risulterà molto agitato. Mosso invece lo Ionio, domani tendenza a rapido miglioramento con anche un generale rialzo delle temperature, venti in attenuazione e una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Prossimi giorni quindi caratterizzati da un progressivo rinforzo dell'alta pressione che garantirà un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche. Oggi invece sciarpe, cappotti e ombrelli a portata di mano. Con questo è tutto, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ed è tutto per questa edizione. Prossimo appuntamento con il giornale Radio Rai della Puglia alle 12:10 e con il telegiornale alle 14. Vi ricordo che potete continuare a seguire l'informazione della TGR Puglia anche sul nostro sito web rai.it/TGR Puglia e sui nostri profili Facebook e Twitter. Per le vostre segnalazioni alla rubrica dal vostro inviato invece basta un messaggio WhatsApp al numero 335 18 63087 corredato di foto e video. Da Carlotta Balena in studio e da Pietro Carella in regia, l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio della Puglia.